benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie. Sole pieno finalmente in Sicilia, mare, assaggio d'estate in questo ponte di inizio maggio. A Marina di Ragusa turisti e residenti affollano il litorale per la prima tintarella, i più temerari già in acqua. Il lungo weekend segnato da una catena di incidenti sulle strade. A Campofelice di Roccella, morto un motociclista scontratosi con un'auto. Nel Trapanese perde la vita un 17enne, finito fuori strada con lo scooter. A Cefalù grave un bimbo di 5 anni investito da un furgoncino sul lungomare. A Bolognetta, in un altro scontro, ferito un ragazzo di 16 anni. Impressione a Priolo dopo che l'insegnante di un istituto comprensivo è finita ai domiciliari per maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti di un bambino in classe. Rapinatori scatenati, esplosivo fa saltare in successione un postamat a Ficarazzi, frazione di Aci Castello, e un bancomat in pieno centro a Lentini. Caccia all'oro rosso, depredata in mezza Sicilia centinaia di colonnine di ricarica per le auto elettriche. La transizione ecologica nella nostra regione rischia una pesante battuta d'arresto. Musica successo a Raffadali, nell'Agrigentino, per il ritorno di Giusy Ferreri in concerto. Dopo l'uscita dei brani Musica classica e A due passi dal mare, l'artista di nuovo sul palco con il tour Live 2026. Calcio, Palermo, assaggio di playoff con il Catanzaro che i rosa potrebbero ritrovare negli spareggi promozione, arriva a una vittoria per 3-2. La squadra di Zaghi esordirà dal secondo turno, venerdì l'ultima stagione regolare a Venezia. Catania pronto per andare in ritiro, i rossazzurri lavorano al Massimino. Lunedì il trasferimento a Veronello dove si lavorerà dal 5 al 10. Prevista un'amichevole. Toscano recupererà qualche giocatore per la prima partita dei playoff. Ben trovati, assaggio d'estate nel ponte di inizio maggio. A Marina di Ragusa si respira aria di vacanza, residenti e turisti affollano il litorale sotto il sole per la prima tintarella e i più temerari si tuffano in acqua. Veronica Barbarino. Un ponte del 1° maggio che profuma d'estate. Marina di Ragusa ha dato ufficialmente il via alla stagione balneare. Tra autoctoni e vacanzieri c'è chi passeggia sul lungomare, chi prende il sole e chi, più coraggioso, azzarda il primo bagno. Com'è l'acqua? No, abbastanza. Allora, l'acqua è abbastanza buona, mi aspettavo di peggio in realtà. È il primo bagno dell'anno. La temperatura mite e i prezzi ancora contenuti della bassa stagione rendono questo periodo ideale per una breve vacanza da immortalare rigorosamente con foto artistiche vista mare e fare il pieno di sole. Ma noi siamo venuti qua il 1° aprile, non vedi come siamo belli abbronzati, guarda, faccio vedere, guarda come sono belli. Questo è il primo sole? Il primo sole, assolutamente, si vede anche il primo sole. Io spesso, anche 4-5 volte l'anno, quando posso vengo giù in Sicilia. Per me la Sicilia è qualcosa di meraviglioso. Un buon inizio di stagione, come sottolinea Federalberghi. I flussi sono in aumento come del resto in tutta la Sicilia, particolarmente in provincia di Ragusa sono aumentati i flussi tedeschi, francesi e anche con l'avvento del catamarano ci sono anche flussi maltesi, soprattutto al porto turistico. La voglia di sole, mare e relax non manca e la Sicilia ancora una volta sa come soddisfarla. Eh sì, purtroppo questo weekend di 1° maggio è stato invece segnato da gravi incidenti stradali, in particolare nel Palermitano. A Campofelice di Roccella è morto un motociclista di 39 anni. A Cefalù è in condizioni critiche il bambino di 5 anni investito sul lungomare da un furgoncino. A Bolognetta, grave un 16enne coinvolto in un altro scontro. Il servizio è di Eva Spampinato.
1° maggio drammatico sulle strade della Sicilia occidentale. Nella notte è morto Davide Bellina, 39 anni, dopo lo scontro tra la sua moto e una jeep sulla statale 113 a Campofelice di Roccella. Trasportato all'ospedale Giglio, i tentativi dei medici sono stati inutili. Restano gravissime le condizioni del bambino di 5 anni investito ieri sul lungomare di Cefalù da un furgoncino. Ricoverato a Palermo all'ospedale Villa Sofia è in neurorianimazione. Il trauma cranico preoccupa e sono in corso nuovi accertamenti. Altro incidente a Bolognetta. Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito nello scontro tra uno scooter e un'auto. È in codice rosso all'ospedale civico. Indagano i carabinieri per chiarire dinamica e responsabilità dell'incidente. E purtroppo non è finita a Custonaci nel Trapanese un altro incidente stradale mortale. Un giovane ha perso il controllo dello scooter ed è finito fuori strada. Cambiamo argomento. A Milazzo i carabinieri hanno arrestato un uomo per violenza sessuale su un minore. Il provvedimento dopo la denuncia della madre del bambino. L'uomo ha tirato in spiaggia con un pretesto il minore che giocava in casa con dei coetanei per poi abusare sessualmente di lui. Impressione a Priolo, nel siracusano, dopo gli arresti domiciliari per la maestra accusata di aver maltrattato con violenze fisiche e psicologiche un bambino in classe. La denuncia è dei genitori. Indaga la polizia. Francesco Loi. A Priolo Gargallo c'è indignazione per quello che è successo in una scuola. Secondo chi indaga, un insegnante ha maltrattato un bambino, sia psicologicamente che fisicamente. Per questo il GIP del Tribunale di Siracusa ha disposto i domiciliari. A lanciare l'allarme è stata la famiglia del minore, che ha contattato la polizia. Una denuncia che ha subito fatto attivare gli investigatori. Per approfondire il caso stanno continuando a raccogliere testimonianze, con un obiettivo: fare piena luce su un fatto che, se confermato, sarebbe gravissimo. Intanto, in attesa di capire meglio cosa sia accaduto nell'istituto comprensivo, a Priolo non si parla d'altro. Rapinatori scatenati, esplosivo fa saltare in successione un postamat a Ficarazzi, frazione di Aci Castello, e un bancomat in pieno centro a Lentini. In entrambi i casi indagano i carabinieri. Tonino De Mana. Hanno piazzato una potente carica esplosiva, in gergo tecnica della marmotta, con l'obiettivo di far saltare il postamat e di arraffare il denaro. Missione compiuta soltanto a metà, visto che, nonostante i danni provocati all'ufficio postale di via Tripoli a Ficarazzi, frazione di Aci Castello, la cassaforte non è stata sottratta. L'assalto si è verificato intorno alle 4 del mattino, con la deflagrazione che ha sventrato anche un muro del vicino appartamento. Io ho sentito mentre ero a letto il boato e mi aspettavo di sentire anche le sirene dei carabinieri o della polizia. Me lo sono immaginato che avevano fatto scoppiare qua il bancomat, come si chiama. Amara sorpresa per chi in mattinata si è recato all'ufficio postale o per chi semplicemente doveva prelevare. Più tardi se vado in altra posta a San Gregorio, alla Cicastello là sotto, non lo so. I nostri soldi ne potremmo pigliare. Per necessità devo pagare cash, mi ritrovo in problemi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la scientifica e gli artificieri. Al vaglio degli inquirenti i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona. Colpo riuscito e bottino da quantificare invece allo sportello bancomat della BNL in piazza Beneventano a Lentini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Paura tra i residenti svegliati dal forte boato. In Sicilia è caccia all'oro rosso. Depredate centinaia di colonnine di ricarica per le auto elettriche e così la transizione ecologica nella nostra regione rischia una pesante battuta d'arresto. Ancora Tonino De Mana. Depredate o vandalizzate, nel 90% dei casi per rubare il rame, il cosiddetto oro rosso. L'altra faccia del passaggio alle auto elettriche è quella degli assalti predatori alle infrastrutture per la ricarica, con la Sicilia che sta vivendo un'emergenza che colpisce la mobilità sostenibile. È sistematica la distruzione delle colonnine, prese di mira da bande specializzate a Catania come a Palermo, passando per Messina e le province dell'entroterra, diversi casi segnalati nell'Ennese. Un cavo per ricarica rapida può contenere diversi chili di rame da 7 a 25 per i modelli più grandi e se per ogni colonnina il guadagno per i malviventi si aggira intorno ai 20-30 euro, il danno per il gestore è decisamente più elevato.
La peculiarità di questi cavi è che quando vengono tranciati costano poco, quando si devono riparare costano tantissimo. Riparare una colonnina del genere quanto può costare? Anche 1.000 euro. Un disservizio che colpisce tutti. Vorrei ritornare all'endotermico se questa situazione continua, perché non mi consente di fare lunghi tragitti. Serve controllo e attenzione, perché anche quando troviamo auto che non devono ricaricare, che occupano il posto di ricarica, l'unico disponibile, se cerchiamo aiuto nelle forze dell'ordine intervengono con i loro tempi. I continui furti denunciati dagli automobilisti ricadono negativamente sul turismo e frenano il passaggio alla transizione ecologica dell'isola. La crisi idrica in provincia di Agrigento. A Montevago si corre ai ripari. Partono i lavori per una nuova condotta che collegherà la sorgente San Nicola al serbatoio comunale. Davide Sardo. Sete di acqua in provincia di Agrigento, ma da Montevago arriva un segnale concreto: contro la crisi si passa all'azione. In un territorio sempre più in difficoltà per la carenza idrica si aprono cantieri che puntano a dare risposte immediate. A Montevago sono partiti i lavori per captare la sorgente San Nicola e collegarla al serbatoio comunale. Un intervento strategico inserito tra le priorità per fronteggiare l'emergenza acqua che interessa non solo questo comune ma gran parte della provincia di Agrigento. L'obiettivo è semplice: aumentare la disponibilità idrica e rendere più stabile la distribuzione. La nuova condotta, pronta in circa 100 giorni, garantirà un flusso costante di acqua, migliorando il servizio per i cittadini. Un'opera concreta, mentre intere comunità continuano a fare i conti con turnazioni e disagi quotidiani. Da Montevago arriva quindi un segnale che guarda oltre i confini locali. Interventi come questo possono diventare un modello anche per altri territori siciliani, chiamati a reagire ad una crisi che ormai è strutturale. Piccoli cantieri, grandi risposte. È da qui che può partire il rilancio della rete idrica in tutta l'isola. Gli attivisti della Sumud flottiglia, bloccata da Israele, sono ancora a Creta, in attesa di ripartire. E tra loro c'è Dario Chiantello, il 44enne di Belpasso, che è riuscito finalmente a mettersi in contatto con i familiari, ma solo ieri sera. Orazio Longo. Gli attivisti della Global Sumud Flottiglia per Gaza, intercettati nella notte tra mercoledì e giovedì dalle forze israeliane in acque internazionali nel Mediterraneo, sono sbarcati nel sud-est dell'isola di Creta, in Grecia. Scortati dalla guardia costiera locale, i 173 attivisti sono saliti su 4 autobus diretti verso una destinazione non meglio specificata dalle autorità. Tra loro anche il 44enne di Belpasso, Dario Alfredo Chiantello. La famiglia fa sapere che l'uomo si trova con gli altri attivisti, sta bene e non ha subito forme di violenze. È in attesa di poter ritornare presto in Italia. L'uomo, che solo ieri sera è riuscito a mettersi in contatto con i suoi familiari più stretti, ha raccontato di non avere con sé nient'altro se non il passaporto e di stare ottenendo assistenza logistica da parte di volontari del luogo. Per i familiari, nonostante le notizie rassicuranti, sono comunque ore di apprensione. Mentre continuano i presidi in tutta Italia, uno davanti alla Farnesina, sede del Ministero degli Esteri, per chiedere il rilascio di 2 attivisti che, a differenza degli altri 173, sono stati portati in Israele per essere interrogati. Un esposto urgente è stato depositato da Global Sumud Italia alla Procura di Roma. Come ogni fine settimana torna Il Punto, l'approfondimento condotto da Luca Siliberti nella nuova puntata in onda dagli studi del Parlamento europeo di Strasburgo. Si occuperà dei temi che riguardano la geopolitica e l'economia della Sicilia, proprio in riferimento alle scelte dell'Unione Europea, a partire dall'ipotesi di sforamento del patto di stabilità. Tra gli ospiti gli europarlamentari Leoluca Orlando, Giuseppe Lupo, Ruggero Razza e Marco Falcone. Appuntamento alle 14.30 su Telecolor oggi e domani alle 14 su Antenna Sicilia. Le auto americane esposte a Ortigia. Il corso Matteotti trasformato in parcheggio per la curiosità di residenti e turisti che non si aspettavano di trovare una simile sfilata nel centro storico di Siracusa. E sarà anche la coppia di Kit, la celebre auto della serie TV. Francesco Aloi. Noi siamo uscite per venire a fare colazione,
abbiamo visto tutte queste auto e non ce l'aspettavamo proprio, zero, completamente, che poi sono pure bellissime. Oltre alle meraviglie di Ortigia, chi fa una passeggiata in centro fotografa anche queste auto. Siamo venuti per visitare la città, ma abbiamo trovato una bella sorpresa, tante belle macchine americane. Mio nonno ha una autoconcessionaria, quindi gli racconterò di aver visto. Anche se soltanto per qualche ora, il Corso Matteotti diventa un parcheggio di auto americane. 17 in tutto, 15 arrivano da Malta, 2 da Pozzallo. È stato un piacere venire qua, vedere queste auto ai residenti e ai turisti. La gente, quando si vede, specialmente quelli di epoca, anche vanno indietro nella memoria. Una grande sorpresa per gli appassionati delle 4 ruote, ma anche un'occasione per tuffarsi in questo mondo. La grande partecipazione spero ci porti a ripetere in futuro altre iniziative di questo genere. E poi, ciliegina sulla torta, c'è anche la copia fedele della celebre Kit, l'auto futuristica protagonista della serie Supercar. Costruito 11 anni fa questa replica di Kit. Ma con quest'auto la fermano tutti? Sì, diciamo che sono sempre fermato, anche dalle forze dell'ordine, ma giusto per fare delle foto, dei selfie. Non c'è dubbio. Musica, gran successo a Raffadali per il ritorno in concerto di Giusy Ferreri. Dopo l'uscita dei brani Musica classica e A due passi dal mare, sigla di una fiction della Rai, l'artista è tornata sul palco con il tour Live 2026. Davide Sardo. Grande successo a Raffadali per il ritorno live di Giusy Ferreri. Dopo l'uscita dei brani Musica classica e A due passi dal mare, sigla della fiction di Rai 1 Roberta Valente, Notaio in Sorrento, l'artista è tornata sul palco con il tour Live 2026. Il concerto, anteschena il 1° maggio in Piazza Progresso, ha richiamato un pubblico numeroso per un evento a ingresso libero. Un live intenso e coinvolgente con una scaletta che ha attraversato le tappe più importanti del suo percorso musicale. Da Non ti scordar di me fino alle produzioni più recenti, la cantante siciliana ha alternato momenti coinvolgenti a passaggi più intimi, creando un forte legame con il pubblico presente. Applausi e cori hanno accompagnato l'intero spettacolo, trasformando la piazza in un grande spazio condiviso di musica e partecipazione. Un successo che conferma il forte richiamo dell'artista e rilancia Raffadali come palcoscenico di eventi di rilievo, aprendo ufficialmente la stagione dei concerti all'aperto. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con il Palermo che si proietta verso i play-off e il Catania lunedì in partenza per il ritiro a Veronello. State con noi, vi aspetto. Calcio, il Palermo vince e inizia a concentrarsi sui play-off. Ieri al Barbera 3-2 al Catanzaro. Inzaghi, avremmo meritato la promozione. Marco Gullà. A Barbera gol e divertimento, il Palermo batte il Catanzaro 3-2, una gara caratterizzata da diversi errori sul piano tecnico da una parte e dall'altra. I 28.000 del Barbera non si sono certamente annoiati, ma è ovvio che il Palermo in vista dei playoff dovrà certamente evitare alcune sbavature come quella in occasione del primo gol del Catanzaro da parte di Magnani che regala palla a Pittarello. Il Palermo pareggia con Jonsen, poi su una nuova disattenzione difensiva arriva il raddoppio del Catanzaro sempre con Pittarello. Nella ripresa pareggio con autogol di Noamà, nel finale la rete su calcio di rigore del solito Poyampalo per il 3-2 definitivo. Chiudiamo bene, molto bene, lo dovevamo a questi quasi 30.000 spettatori, è una cosa straordinaria quello che si sta creando tra noi e la nostra gente, insomma nelle ultime 12 partite ne abbiamo vinte 11, pareggiata una, penso che diamo grande continuità. Sono felice per la squadra e insomma arriviamo a 72 punti, c'è un po' rammarico
perché con questi punti insomma negli ultimi anni si sarebbe andati in Serie A, però dobbiamo rimboccarci le maniche e dobbiamo andarcela a prendere in un altro modo. Tanti cambi, tra le note positive di ieri la prestazione di Giovane. È stato un bel test perché abbiamo sfidato una squadra che potremo incontrare anche ai playoff e ci ha fatto vedere a che livello siamo. Sono molto contento di aver giocato così tanto, che era da un po' che non avevo questo minutaggio, e di aver dato un contributo alla squadra a vincere. Palermo chiuderà la stagione regolare venerdì prossimo a Venezia, già promosso in Serie A. Catania, lunedì la partenza per il ritiro di Veronello, dove sarà organizzata una amichevole. Donnarumma, Miceli e Lunetta pronti per la prima dei playoff. Marco Carli. Veronello, recupero infortunati, ma anche Torre del Grifo. Restano tanti temi in casa Catania, anche se l'esordio nei playoff arriverà fra 2 settimane. Partiamo da Veronello, il ritiro voluto dal tecnico e dalla società. Partenza la sera del 4, primo allenamento il 5 fino al 10 maggio. Nel mezzo, con ogni probabilità, un amichevole che deve essere probante. Infortunati, Donnarumma e Miceli ci saranno per la prima partita dei playoff. Lunetta, come detto anche da Toscano, combatte da tempo con il problema all'adduttore che ne ha frenato le prestazioni, ma il giocatore ha sempre dato il massimo e lo farà nei playoff, dove inevitabilmente il recupero non può essere ottimale, visto che si gioca ogni 3 giorni. Per Casasola l'obiettivo è il 20 maggio, ritorno dei quarti di finale, ed è una data chiave perché sappiamo quanto il giocatore sia fondamentale per la manovra del Catania e per il 3-4-2-1 di Toscano. Per Rolfini e Corbari i tempi più lunghi, si va oltre i quarti di finale. Mentre la squadra si sposta a Veronello, la società lavora per Torre del Grifo. Obiettivo: i 2 campi in erba dove è già stata portata l'irrigazione, poi la sede e gli spogliatoi, la pulizia del centro anche dalla terra dell'Etna che è piovuta in questi anni ha richiesto tempo. Al momento il cronoprogramma potrebbe prevedere ritiro fuori e avvio della stagione dalle settimane che precedono immediatamente il campionato finalmente nella casa rossa-azzurra. Ma ancora è presto per parlare del prossimo torneo. Ce n'è uno, questo, da completare e nel miglior modo possibile. Noi ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, buon pomeriggio.